I dispositivi di protezione facciale sono veramente utili? Sì, la protezione delle vie respiratorie è fondamentale. Quali tipologie di dispositivi sono presenti? Le tipologie sono maschere chirurgiche, queste, oppure facciali filtranti, questi. Proteggono allo stesso modo? No, in quanto sono progettati e realizzati con funzioni diverse. Brevemente sulle mascherine. Le mascherine chirurgiche sono progettate per evitare la diffusione di agenti patogeni e quindi proteggono principalmente gli altri. Possono costituire una parziale forma di barriera anche per il soggetto che le indossa, per la resistenza alle goccioline respiratorie e il potere filtrante. E i facciali filtranti? I facciali filtranti invece sono progettati per proteggere la persona che li indossa da una fonte inquinante esterna. Perché è meglio usare quelli senza valvola? Quelli senza valvola, come questo, garantiscono una buona protezione dall'esterno, ma offrono anche una buona barriera per evitare la diffusione delle droplet. Per avere una protezione efficace bisogna Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed è necessario che tutti indossino i dispositivi in modo da avere una protezione reciproca. Va bene se copro la bocca e lascio libero il naso? No, il dispositivo deve coprire interamente naso e bocca ed essere ben aderente al volto, in questo modo. Questo, ben aderente al volto, è un dispositivo ben indossato. E se ho la barba? La barba e i baffi non permettono una buona aderenza del dispositivo al volto e quindi ne riducono l'efficacia. Quanto dura una mascherina chirurgica? Le mascherine chirurgiche sono monouso e dopo 2-4 ore di impiego, a seconda della tipologia di lavoro, delle condizioni ambientali e di impegno fisiologico, vanno sostituite in quanto, inumidendosi, perdono di efficacia. E i facciali filtranti? Sono in genere monouso, contrassegnati dalla sigla NR, hanno una durata maggiore che può andare dalle 4 alle 8 ore a seconda della tipologia di lavoro, delle condizioni ambientali, di impegno fisiologico. Vanno comunque sostituiti anche prima se bagnati o umidi, in quanto in queste condizioni perdono di efficacia. E per togliere i dispositivi, come faccio? Prima mi devo lavare le mani, poi devo toglierli senza toccare la parte davanti, quindi li prendo dall'elastico. Li tolgo, devo riporli nell'apposito contenitore per questa tipologia di rifiuti e infine devo lavarmi nuovamente le mani.